Domenica 5 gennaio, nelle palestre di Cittadella e San Martino di Lupari, si è svolto il primo torneo Under 15 maschile Memorial Sandro Boscaro, dedicato all'indimenticabile atleta e allenatore padovano che ci ha lasciato nel mese di aprile 2013 perché affetto da SLA. 8 le formazioni che si sono contese l'ambito trofeo: il Bassano Volley, Calcedonia Blu Volley Verona, Deavoli Rosa Brugherio, Pallavolo Padova, Virtus Volley Fano, Volleyball Gemona, Volley Team Club San Donà di Piave e Volley Treviso. In finale sono approdate il Volley Treviso e la Pallavolo Padova. Dopo aver eliminato nei rispettivi gironi 2 forti compagini come il Virtus Volley Fano, che si classificava terza, sul Volley Team Club San Donà di Piave. In una finale tutta veneta, la Pallavolo Padova, dopo aver vinto il primo set, si è innervosita nei set seguenti, a causa anche delle potenti battute del Volley Treviso, andando a perdere nel set decisivo. Grande spettacolo comunque, dove le squadre, pur essendo molto giovani, hanno dimostrato una tecnica eccellente. Ogni anno la FIPA a Padova riesce sempre a stupirci, creando eventi nuovi molto ben organizzati. Devo dire una grande finale. Iniziamo dalla finale. Tecnicamente è stata una bella partita che ha tenuto col fiato sospeso gli spettatori, il pubblico intervenuto anche numeroso, ma l'importante era anche un'altra cosa oltre che l'aspetto tecnico, l'aspetto umano. Noi volevamo ricordare un amico, Sandro Boscaro, e per l'amico abbiamo creato questa manifestazione che noi vorremmo ripetere negli anni a venire. Vogliamo che sia un caposaldo del nostro calendario in questo periodo della stagione in cui le attività sono un po' ferme, e penso che sia una buona cosa anche per le formazioni che sono intervenute. Il fatto di poter gareggiare con atleti di qualità in un momento dell'anno appunto in cui i campionati sono un po' fermi. Un ringraziamento è doveroso a chi ha ospitato la manifestazione. Per noi è stata una cosa prestigiosa, perché per la nostra società ospitare un torneo giovanile di questo spessore sicuramente ci ha solo fatto piacere e ci ha onorato naturalmente per aver visto una grande pallavolo anche in casa nostra. Anche per gli allenatori il torneo ha avuto esiti positivi. Torneo importantissimo in un periodo dell'anno in cui tutti quelli che fanno questa categoria vorrebbero giocare, organizzato molto bene, una bellissima idea, livello del torneo buono, livello delle squadre molto buono, organizzato molto bene, da rifare. Torneo di buonissimo livello, abbiamo giocato partite stimolanti, sono stato molto contento di come i ragazzi hanno reagito alle difficoltà. E abbiamo incrociato Treviso che poi ha vinto il torneo, quindi insomma un buon cammino e sicuramente dei passi avanti per quello che riguarda lo sviluppo delle loro capacità. Esperienza assolutamente positiva, perché sia per la qualità delle squadre che hanno partecipato e sia per l'esperienza che hanno fatto i miei ragazzi, nel senso che hanno potuto giocare tanto, hanno fatto 4 partite e hanno fatto anche gioco di qualità. E porto a casa un qualcosa di positivo, appunto, che è questo, e qualcosina ancora che non va bene, ma è andato proprio bene così. Questo torneo arriva al momento giusto per prendere coscienza di quello che siamo in grado o meno di fare. Sentiamo le impressioni dei principali protagonisti, i giocatori. Beh, credo che il motivo di questa vittoria sia stata soprattutto la battuta che ha determinato la partita, e anche la ricezione, che nei momenti in cui la ricezione arrivava al palleggiatore siamo riusciti a fare quello che volevamo e quindi a chiudere l'azione. Il primo set ce l'abbiamo messa tutta e l'abbiamo vinto, poi alla fine del secondo set eravamo 24-21 e alla fine è finita 25-22, non siamo riusciti a recuperare, e poi il terzo set è stato diciamo un po' critico e abbiamo cercato di recuperarlo, ma verso la fine. Sicuramente siamo venuti qui per apprendere qualcosa e migliorare sempre di più, ovviamente divertendosi e con una base di divertimento. Il divertimento mostrato dai giovani atleti ha coinvolto il pubblico, che ha potuto assistere a gare giocate con grande impegno. Tutti i partecipanti si augurano che la FIPA Padova possa riproporre questo bellissimo evento anche il prossimo anno.